ingranare in casa per stare al passo delle grandi dopo lo sfogo all'ultima in classifica, ma occhio alle sorprese. Amici del CUS Palermo, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Centro Universitario Sportivo CUS Accademia Trapani, 17ª giornata del campionato Under 17 Sicilia Girone A. Parte Castiglione, pallone in mezzo, un po' rischioso, con Biondo che la lascia andare fuori. La girata contro Oddo che era in marcatura, l'ha lasciato lì l'avversario. Cubi in profondità verso la corsa di Viviano, c'è anche il tocco da parte di Barracco. Viviano davanti la porta, Cricchio la va a prendere lui, con Viviano che stava andando in gol. 1-0 CUS con il gol da parte di Gabriele Cricchio, che ieri ha vinto in casa dell'Aurora Mazzara per 2-0. Pallone lunghissimo verso la porta di Biondo, stava andando a finire in rete. Biondo è rimasto anche giù. Controvento. Si può andare con Amarosa alla battuta. Pallone in mezzo, colpo di testa fuori. E l'Accademia va vicina al pareggio a volerla riconquistare. Nuovo cross, traversa. Altri brividi per la porta del CUS Palermo. Barriera A3 per il CUS Palermo. La battuta con il destro, Biondo in due tempi sul tentativo di Jacopo Castiglione di pareggio per l'Accademia, con quel colpo di testa fuori da parte di Lombardo. Occhio a questa conclusione, parlavamo di occasioni, arriva una gran parata di Biondo a salvare il vantaggio, però in quella mischia sembra esserci stato un tocco avversario. Anche l'Accademia Trapani trova il gol, ne approfitta grazie all'errore della difesa. Il gol di Antonio Amoroso, 1-1. Aveva messo a terra perfettamente il pallone Gaiano. Attenzione per gli scambi dell'Accademia con tentativo di Castiglione in mezzo a tanti avversari, come mezzala di sinistra, ma una posizione abbastanza poco indicativa. Nuovo recupero dell'Accademia con le finte, servizio in mezzo, Samanna si gira a sinistro e buca la porta di Biondo. Il gol di Samanna e l'Accademia Trapani rimonta il risultato 2-1. Doppio cambio di Perrone, punizione Accademia Trapani. Lombardo, il destro, Biondo in tuffo in angolo, manca il colpo di testa a Castiglione. Allora pallone in avanti con Viviano, ce l'ha sul sinistro, calcia Viviano ma male perché scivola anche. Alla fine era uscito Saman al posto di Vassallo. Attenzione al tiro fitto e la risposta di Caruso, c'è Cubi in area, il recupero ancora Cubi sul primo e la risposta di Caruso, occasione all'improvviso, eccola per il CUS Palermo in porta. Prolungamento di Barracco per Caruso nell'arrivo del pallone, prolungamento pericoloso, il pallone arriva a Viviano, se la mette sul sinistro, Viviano incrocia, Viviano 2-2 CUS, torna al gol anche il bomber e la partita è pareggiata. La festa sotto gli occhi della panchina dell'Accademia, il gol di Giuseppe Viviano nel solito movimento e il sinistro vincente. L'arbitro fischia la fine della partita, un po' in anticipo, con 3 minuti di recupero concessi invece di 4. 2-2 tra CUS Palermo e Accademia Trapani.